Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palaviana di Salargius, 29esima e penultima giornata del campionato di Serie A2 femminile. San Salvatore Salargius contro Geas Sesto San Giovanni potrebbe essere la partita della matematica promozione in Serie A1 per il Geas. Ne parliamo con l'assistente allenatore Paolo Fassina. Che clima si respira ormai a circa 10 minuti dalla palla a 2? C'è molta concentrazione, molta tensione e il risultato potrebbe aprirci le porte alla 1 e faremo tutto quello che è necessario per poter portare a casa la partita oggi. Dall'altra parte Roberto Frau, assistant coach del San Salvatore. La curiosità è quella di sapere come la squadra ha reagito a quella sconfitta nel derby di mercoledì contro il Cuscagliari, sconfitta che inevitabilmente ha fatto male al morale. No, vabbè, sicuramente un minimo di amarezza c'è stato anche per l'inizio della partita, per come abbiamo iniziato la partita. Dobbiamo reagire, sappiamo che non è questa magari la partita ideale, però dobbiamo sicuramente dare una risposta almeno emotiva sicuramente, poi proveremo a rovinare la festa agli avversari, come è giusto che sia. Paolo Fassina, ovviamente i valori tecnici di questa partita non sono in discussione, però c'è un fattore, cioè la pressione è tutta sulle vostre spalle. Dall'altra parte il San Salvatore invece gioca con la mente sgombra, potrà contare questo nell'arco dei 40 minuti? Io mi auguro di no, cioè mi auguro che la determinazione che è stata la chiave per tutto il campionato, che ci ha visto in testa dalla prima giornata fino ad oggi, sia la condizione prevalente. Noi abbiamo grande rispetto di Salargius. San Salvatore è una squadra con valori tecnici importanti, è una squadra che ha buone giocatrici e ben allenata. Noi veniamo a giocare questa partita consapevoli di poter aprire le porte della 1, ma anche con grande rispetto e con grande concentrazione. Roberto, dobbiamo aspettarci dei minutaggi magari un po' più limitate per le giocatrici chiavi, del resto quella di mercoledì è stata una partita dispendiosa terminata dopo un tempo supplementare. Sicuramente la partita di mercoledì avrà degli effetti sui minutaggi, non è una partita che comunque intendiamo buttare, voglio dire, mancano 2 partite, comunque dobbiamo provare a giocarcela. Consci del fatto che i valori in campo siano opposti, nel senso che loro sono primi in classifica e noi stiamo lottando per la salvezza, però non possiamo sicuramente buttare un'occasione a 2 giornate dalla fine. C'è stata una partita molto dispendiosa anche per voi mercoledì contro Alpo, lì si è capito che siete pronti per questo salto di categoria. Sì, anche perché la contemporanea sconfitta di Costa Masnaga ci ha aperto veramente una porta enorme, cioè noi avessimo dovuto scegliere il modo per arrivare a giocarci la 1, sarebbe stato quello di arrivare a oggi col match point e non nello scontro diretto di sabato prossimo con Costa Masnaga. Certo, dispendiosa, noi abbiamo un organico abbastanza profondo, forte, costruito per vincere il campionato. Crediamo che le 2 partite ravvicinate, soprattutto con queste motivazioni, non siano impegnativi dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico. Dal punto di vista mentale invece è tutto da vedere quale sarà la reazione delle ragazze, però io sono fiducioso. Roberto, della partita di Udine parleremo più avanti, rimaniamo sui temi della gara odierna. Qual è il piano che avete preparato? Geas è squadra difficilissima da affrontare perché c'è talento sugli esterni, c'è talento nelle giocatrici interne, cosa proverete a fare? Guarda, sicuramente dovremo allargare le rotazioni perché comunque non è che stiamo attraversando un periodo di forma grandissimo. Allargheremo sicuramente le rotazioni, loro sono forti in ogni punto del campo, a partire da Galbiati, Orozovic, però anche sotto sono messe bene con la presenza di Ercoli. Ci dovrà essere sicuramente uno sforzo collettivo di squadra. Grazie mille ai miei 2 ospiti, noi ci prendiamo una pausa dal Palaviana ma poi torniamo tra poco in diretta per la palla a 2. 40 minuti separano il Geas dal ritorno nel suo palcoscenico naturale, ovvero quella Serie A1 che a Sesto San Giovanni manca da 2 stagioni alla squadra di Cinzia Zanotti, prima in graduatoria con 50 punti. Serve vincere questo pomeriggio a Salargius per brindare con una giornata d'anticipo alla promozione. Dall'altra parte c'è invece un San Salvatore ancora ferito per la sconfitta al supplementare nel derby di mercoledì contro il Cuscagliari. Si cercano punti salvezza e si cercherà di ottenerli
vederli soprattutto nella prossima cruciale trasferta di Udine, decisamente più alla portata rispetto a questa gara in cui probabilmente coach Staiko eviterà di spremere oltremodo le sue ragazze. Ma attenzione comunque a dare per spacciato una squadra dal grande orgoglio che tiene assolutamente a salutare il proprio pubblico con una bella prestazione. Il San Salvatore arriva alla gara in un momento, diciamo così, non semplicissimo sotto il profilo dei risultati. 5 sconfitte di fila per le giallonere, che hanno perso 14 delle ultime 15 partite. L'ultima affermazione distante oltre un mese, 17 marzo, 65-64 sul campo di Pordenone. Ultima vittoria in casa addirittura il 22 dicembre nel derby di andata contro il Cus Cagliari. È un momento diametralmente opposto invece per il Geas, 5 vittorie di fila, l'ultima mercoledì nel big match contro Alpo con il punteggio finale di 61-55, primo posto con 50 punti. Il record stagionale parla da solo, 25 vittorie, solo 3 sconfitte. La partita è iniziata agli ordini dei signori Stefano Barilani e Giorgio Silvestri di Roma. Vi diamo conto dei quintetti iniziali schierati dalle due formazioni. Il San Salvatore sul parquet con Michela Lacorte, Denise Pinna, Delia Gagliano, Francesca Mura e Ilenia Cordola. Il Geas invece risponde con Orozovic in lunetta subito con 2 liberi, realizza il primo punto di questa partita assieme a lei Virginia Galbiati, Giulia Arturi, Elisa Ercoli. Poi dovrebbe mancare all'appello Schieppati con la canotta numero 4 e così 2 su 2 dalla lunetta per Orozovic. Rinforzo a stagione in corso per il Geas dopo l'infortunio di Barberis, che comunque a seguito della squadra qui in Sardegna ci sarà modo di parlarne. 2-0 il vantaggio Geas. Il San Salvatore attacca con la corte in punta, il blocco di Cordola che poi si apre per il tiro da 3 punti, sceglie l'opzione del passo d'incrocio la giocatrice del San Salvatore, che sbaglia non di poco. Mura tiene vivo Gagliano allo scadere dei 24, oltre però il tempo. Secondo la lettura arbitrale allora il Geas non potrà partire in contropiede, dovrà accontentarsi di una rimessa dalla zona difensiva. San Salvatore, come era nelle attese, con alcune, diciamo così, titolari tenute in panchina, tra queste Cinziarioli, che ha provato con un 1 contro 1 a 8 secondi dal termine a vincere il derby con il Cus. Non è stata fortunata, qualche problema fisico, dunque quest'oggi parte dalla panchina, ma ci sarà sicuramente spazio per lei in corso d'opera. Il Geas intanto allungato sul 4-2, inizio di partita deciso. Abbiamo parlato con l'assistant coach Fassina di un possibile clima di pressione. La squadra potrebbe avvertire, non è assolutamente così, a giudicare dei primi 2 possessi offensivi. Sembra anzi una squadra assolutamente determinata a festeggiare quest'oggi la promozione in A1. Palcoscenico naturale, lo abbiamo già sottolineato, per una delle squadre più blasonate in assoluto del basket femminile italiano. Orozovic ci mette anche il tiro da 3 punti, parziale aperto di 7-0 Geas in questo avvio di partita. Mura dal palleggio, dall'altra parte controllata proprio da Orozovic, che la segue anche oltre l'arco dei 6,75. Gagliano non sa bene cosa fare del pallone in gomito, coinvolta Cordola, si accontenta del tiro dalla media contro Ercoli, che però le oscurava la vallata. Lancio lungo per Galbiati, arresto e tiro dall'angolo con errore Ercoli, dominante a rimbalzo, ancora Orozovic, carica dall'arco, spara ancora e va a segno per il 9-0, dunque tiro da 3 punti per questa giocatrice di nazionalità serba arrivata dal Budućnost, in possesso anche tra l'altro del passaporto ungherese. Mura oltre l'arco, Gagliano in gomito, sceglie di mettere palla per terra contro Schieppati, c'era forse anche un tocco sul braccio al momento del tiro da parte di Ercoli, non ha comunque nemmeno protestato Gagliano in transizione. Il Geas molto bene, ma manca il canestro per Galbiati, ultimo tocco a rimbalzo da parte della squadra rossonera, dunque rimessa a San Salvatore già eseguita con la corta ad agire in posizione di playmaker in questo avvio di partita. Schema pollice chiamato dalla giocatrice giallonera, va a prendersi il pallone la giovanissima classe 2001 addirittura Denise Pinna, finta di tiro da 3 punti, poi partenza forte di Cordola, scarico buono in angolo, la corta da 3 punti molto corto, lei stessa si avventa sul rimbalzo lungo. Gagliano vuole riniziare ma sbaglia completamente il passaggio di riapertura. Arturi vede il taglio di Galbiati, non la può osservare,
servire, arriva un altro rimorchio, è quello di Schieppati, ma si rinizia difesa schierata, ribaltamento per Galbiati, mette palla per terra, attacca il centro dell'area, scarica Schieppati da 2 punti ancora a segno. Che percentuali in questo avvio di partita per il Geas, dominante qui a Selagius, 11-0. L'accorte prova a prendere la penetrazione da sinistra, ancora un errore, poi il lancio per Orozovic, letto bene da Francesca Mura, recupero San Salvatore, ora è Mura ad agire in cabina di regia, chiamato lo schema a testa, il blocco di Cordola che poi ha tanto spazio anche per guardare il canestro, sceglie il consegnato per l'accorte, controllata da Arturi, ancora circolazione sul perimetro, Galliano senza alcun ritmo, spara da 3 punti, un tiro che si infrange però sul secondo ferro, allora Orozovic per il Geas, schema pugno per Arturi, ancora Orozovic per la sua playmaker, bandiera del Geas, oltre 10 anni con questa canotta. Poi Galbiati consegnato, ancora Orozovic molto coinvolta nell'attacco della formazione lombarda, incontenibile in penetrazioni. Dopo il blocco comunque prezioso da parte di Ercoli ci saranno altri 2 tiri liberi per questa giocatrice classe 1990. Tanto arriva il time out opportunamente chiamato da coach Fabrizio Staico, perché il San Salvatore era ben conscio insomma delle difficoltà di questo incontro, ma deve cercare comunque di non perdere male la partita, anche per una questione di morale, perché all'orizzonte ci sono impegni assolutamente fondamentali in ottica salvezza, uno in particolare ovviamente l'ultimo di regular season contro Udine, poi si spera di non dover passare per le forche caudine dei play-out per ottenere un'altra permanenza in questo campionato di inestimabile valore per tutta la Sardegna cestistica. Dall'altra parte invece il Geas che ha approcciato la gara come voleva, coach Cinzia Zanotti, 11-0, parziale aperto, il San Salvatore non ha segnato, ma direi non ha trovato neanche un tiro pulito e comodo, dunque anche inizio difensivo più che confortante per il Geas. Mentre tornano sul parquet le 2 squadre, parlavamo in precedenza di Sania Orozovic, guardiala di 1,85 m, arrivata dal Budućnost dopo un lungo girovagare in Europa, ha vinto la Lega Adriatica proprio con il Budućnost, ha militato con la canotta del Partizan Belgrado, in Ungheria con quella del PEX, un'altra squadra quotata quando si parla di basket femminile. Orozovic segna ancora dalla lunetta, 13-0, e schema corna chiamato dall'accorte per il San Salvatore, ancora alla ricerca dei primi punti in questa partita. L'accorte per Cordola e poi Pin, banco di prova importante questo per le giovanissime di Cada San Salvatore. Il pallone intercettato qui da Schieppati e Arturi vuole giocare a difesa schierata, non affonda la transizione. Schieppati, arriva il taglio di Orozovic, in punta c'è Ercoli, smista ancora per Orozovic, battuta facilmente Galliano col primo passo, si lasciata letteralmente sul posto la giocatrice algherese. Dunque altro fallo, rimessa dal fondo stavolta per il Geas quando ci stiamo avvicinando alla metà del primo quarto di gioco al Palavienna, 29esima giornata del campionato di Serie A2 femminile. Ricordiamo quella che potrebbe permettere alla squadra ospite di tornare in A1 dopo 2 stagioni di purgatorio nella seconda divisione del basket nazionale. Qui un flipper con Galbiati che ne esce vincitrice, Ercoli a rimorchio, un tiro comodo ma sbagliato per lei, recupera il rimbalzo Arturi, un altro errore, Ercoli si divora un canestro dietro l'altro, poi il San Salvatore viene premiato comunque questa rimessa dal fondo che permetterà di riniziare, di riportarsi in zona d'attacco. La Corte stavolta chiama lo schema a testa, c'è il blocco alto di Galliano che riceve in questo momento, liberata Cordola, cerca di prendere posizione profonda contro Ercoli, compito abbastanza difficile vista la stazza della sua avversaria, riesce comunque a ottenere un fallo. La lunga ex Piramis Torino in un momento di crescita, livello di rendimento in questa seconda parte di stagione. Mura per la Corte, cerca la penetrazione, Orozovic non riesce a difendere al meglio in questa circostanza, aveva a disposizione un tiro sostanzialmente
aperto la Corte, che però non è riuscita a realizzare. Allora si rimane sul 13-0, spalla a canestro, qui ci va Galbiati, addirittura dietro la schiena per Arturi da 3 punti. Che canestro qui per il Geas e che invenzione per Virginia Galbiati, l'ex Broni, a offrire un pallone d'oro. Arturi con almeno 1,5 metri di spazio non si è potuta esimere dal mandare a segno la tripla del 16-0. La Corte per Mura, riesce a trovare lo spazio per il tiro però una parabola totalmente sballata, allora deve nuovamente rimandare l'appuntamento col primo canestro in questa partita il San Salvatore. Coach Fabrizio Staico seduto in panchina, lo ha detto a margine del derby contro il Cus: utilizzeremo la partita col Geas per tirare un po' il fiato, poi a Udine conterà solamente la vittoria. Qui un pallone recuperato, la Corte sul blocco di Cordola, penetrazione da sinistra, ennesimo errore, fuga in contropiede di Galbiati a una mano, il più comodo dei lay-up per Virginia Galbiati, 18-0. Il passivo inizia a diventare davvero pesante per la compagine giallonera, ancora nessun cambio né da una parte né dall'altra. Gagliano, penetrazione resa difficile dalla buona tenuta difensiva di Schieppati, che però a giudizio della coppia arbitrale si aiuta un po' troppo con le braccia. Arriva il fallo personale che permetterà a San Salvatore di andare in lunetta 2 volte con Delia Gagliano. Allora vediamo se almeno a cronometro fermo arrivano i primi punti della partita per la squadra di casa. Gagliano a 7,7 punti di media, 5,7 rimbalzi, tira i liberi col 60%, il primo è andato dentro, 18-1 che diventa poi 18-2. Timidi applausi per i primi 2 punti della gara in casa San Salvatore. Dall'altra parte Arturi, già pronta a comandare le operazioni nell'attacco del Geas. Schieppati, poi il taglio di Galbiati sul blocco di Ercoli, riceve in questo momento la numero 7 del Geas, pick and roll laterale con Ercoli, non arriva lo scarico, arriva invece il recupero difensivo del San Salvatore. Gagliano in angolo dalla Corte, arriva ora a Pinna, non esita, si prende il tiro da 3 punti, sbagliato ma comunque ben preso, ripetiamo dalla classe 2001 del San Salvatore. Arriva il primo cambio della partita per coach Fabrizio Staico, applausi per l'uscita di La Corte, c'è il primo ingresso in partita di Melissa Rondinelli, giocatrice italo-canadese, anche lei è arrivata a stagione in corso al San Salvatore, che ha avuto un rendimento importante nelle prime settimane di permanenza a Selargius, poi ha accusato un calo, ancora sta cercando di riprendersi, è andato un po' a strappi nelle ultime settimane. Qui bello il movimento di Ercoli sul perno, errore, poi ancora con i suoi centimetri arriva per prima a rimbalzo ma sbaglia ancora Elisa Ercoli, anche qualche presenza in nazionale nel suo passato. Gagliano, sbaglia ancora il San Salvatore, cerca di prendere il centro dell'area, rimessa dal fondo per Francesca Mura, 2:23 per chiudere il primo quarto, 18-2 il punteggio in favore delle ospiti. Gagliano oltre l'arco, è pronto il blocco di Cordola, giro sul perno buono di Delia Gagliano, che ha tutto il talento offensivo per realizzare canestri come questo. 18-4. Galbiati, Schieppati e poi Orozovic. Arturi un po' spinta qui da Mura, la cosa non sfugge agli arbitri, che comandano immediatamente il fallo in favore del Geas Sesto San Giovanni. A rimettere ancora con Sania Orozovic, l'uscita dei blocchi di Arturi in punta. Galbiati lungo la linea di fondo, si muove Orozovic, guarda il canestro Arturi, poi mette palla per terra, tiro aperto creato molto bene per Schieppati, qui non trova la giusta misura dall'angolo, ma era ancora una buona esecuzione del gioco offensivo da parte del Geas. Si mette in proprio ma sbaglia qui Francesca Mura, offerto un altro contropiede, Galbiati segna con il fallo di Denise Pinna, potrà andare in lunetta con il tiro libero supplementare, sempre più ampio il margine di vantaggio per la squadra di Cinzia Zanotti, che ora provvede a un doppio cambio con la canotta numero 9. È pronta Cecilia Zagni, l'ex Crema, che va a rilevare Ercoli. Con il numero 13 c'è anche Francesca Gambarini.
che è andata a sostituire Giulia Arturi. Galbiati in lunetta, 13,5 di media in stagione, sbaglia il libero supplementare, errore inusuale per lei, a cronometro fermo 77% in questa stagione. Pinna a lavorare sul blocco di Cordola che poi si apre per la ricezione. Mura affrontata da Galbiati che cerca di metterle pressione in post. Rondinelli poi si gira, arriva addirittura il raddoppio. Schieppati cerca con un po' troppa insistenza il pallone quando la giocatrice avversaria era già abbastanza in difficoltà di suo. Altra sostituzione, la terza per il Geas, fuori proprio Schieppati. C'è il primo ingresso in partita di Lucia De Cortes, classe 1999, con quasi 3 punti di media in questa stagione. 1 minuto e 15 per la prima sirena di questa partita. Geas facilmente in controllo fino ad ora. Il lavoro sul blocco di Pinna, Rondinelli servita nel cuore del pitturato, ma ancora il Geas non concede nulla là sotto. Pallone ribaltato per Galbiati. De Cortes taglia forte verso canestro, tiro dall'angolo a segno con grande morbidezza di tocco per questa giovanissima del Geas. 22-4, situazione assolutamente in controllo. Ha voluto mettere le cose in chiaro fin da subito il Geas. Qui al Palaviena non c'è stata assolutamente storia. Rondinelli per Cordola, spara da 3 punti frontalmente, un tiro preso con criterio qui dalla giocatrice piemontese, ma sbagliato. Allora Gambarini per Galbiati, ancora la numero 13 rossonere. Il taglio di Galbiati, riceve il consegnato Gambarini. Orozovic in mezzo alle gambe, guarda anche il cronometro, 7 secondi per il tiro del Geas. Orozovic mano sinistra, giro sul perno, arriva l'aiuto competente di Denise Pinna, poi dall'angolo De Cortes, anzi sì, si trattava proprio di De Cortes, ha sbagliato. Ci sono 2 secondi per il tiro del San Salvatore. La preghiera di Mura è cortissima, allora si va al primo mini intervallo con il Geas assolutamente in controllo delle operazioni sul più 18, 22-4. Piccolissima pausa pubblicitaria per noi, poi torniamo in diretta. Sono tornate in campo le squadre pronte per la ripresa delle ostilità. Non c'è stata storia sostanzialmente nel corso dei primi 10 minuti di gioco. Monologo, Geas avanti sul 22-4 qui a Selargius nella 29esima giornata del campionato di serie A2 femminile. Un paio di lampi di Orozovic in avvio sono bastati per spegnere sul nascere le, va detto, timide resistenze di un San Salvatore con la testa già rivolta allo scontro salvezza decisivo della settimana prossima a Udine. Gagliano in punta, ovviamente c'è da cercare, anche se sembra brutto dirlo, insomma, di perdere il meglio possibile questa partita. Qui il Geas non ha lasciato alcuno spazio al San Salvatore. Geas che continua a realizzare qui con Galbiati, giocatrice dal talento offensivo davvero indiscutibile. Rondinelli in punta, smarcamento di Mura, avrà tanti minuti a disposizione anche per mettersi in luce. Al pari di Pinna, immaginiamo pari anche di altre giovani interessanti che il San Salvatore sta cercando di lanciare in prima squadra. San Salvatore all'avanguardia dal punto di vista del settore giovanile. In Sardegna una pioggia di titoli regionali ogni anno per il team giallonero, la cui mission è quella di portare quante più giocatrici del vivaio, dunque sarde, in prima squadra in Serie A. Ora qualcosa da controllare al tavolo degli ufficiali di campo, con Rondinelli che è pronta in lunetta. 9 minuti 12 secondi, la pausa lunga più 20, rotondo per
la squadra di Cinzia Zanotti. Ora sembra essere tutto risolto. Geas primo con 4 punti di vantaggio su Costa Masnaga, come ricordato nella copertina di presentazione dall'assistant coach Fassina. Costa Masnaga peraltro in questo turno curiosamente impegnato contro l'altra squadra sarda del girone, ovvero il Cuscagliari. Il palmarès del Geas parla da solo: 8 scudetti, 2 Coppa Italia, una Coppa dei Campioni conquistata peraltro esattamente 40 anni fa, nel 1978 a Nizza in finale contro lo Sparta Praga. Oltre a questo anche ben 18 scudetti giovanili, la Stella d'Oro Coni al merito sportivo. Geas che arriva a questa partita col secondo miglior attacco del girone dietro a Costa Masnaga, 68 e 2 punti segnati a partita. Il San Salvatore invece ne realizza molti meno, siamo a quota 58. Qui ci prova Cordola con la partenza lungo la linea di fondo, è sfortunata qui la giocatrice di Carmagnola perché va a calpestare la linea di fondo. Allora rimessa per il Geas, allunga la difesa la sola Francesca Mura, però per il San Salvatore nessun problema per Gambarini nel portare il pallone nella metacampo offensiva. Zagni ha consegnato il pallone in punta per Panzera, anche lei nuovo ingresso in campo per coach Zanotti. Circolazione prolungata sul perimetro, Galbiati cerca lo spazio per il tiro molto forte, la difesa di Pinna che infatti la induce nell'errore. Applausi meritati del pubblico di casa per Denise Pinna qui contro un'avversaria tostissima come Virginia Galbiati. È andata a mettere tanta pressione difensiva, un po' di riposo qui per Galbiati, ma pesca benissimo direi dalla panchina il Geas. Orozovic nuovamente sul parquet, 8:25 per chiudere il secondo quarto. Il lavoro sul blocco proprio di Pinna, un'occhiata al pitturato poi sul perimetro. Gagliano gioca questo alto basso abbastanza complicato con Cordola, siamo ancora oltre l'arco. Rondinelli per Cordola, battuta De Cortes col primo passo interessante, offre un tiro dall'angolo sbagliato da Delia Gagliano. La lotta a rimbalzo premia Gambarini che può affondare il contropiede. Attenzione qui all'ottimo movimento in hesitation da parte di Panzera, poi si torna fuori Gambarini. Orozovic in angolo, Panzera fa saltare Rondinelli, step back, tiro dalla media sbagliato. Gagliano recupera qui bene il rimbalzo, passaggio di apertura per Francesca Mura. Siamo sempre sul più 20. Geas, Cordola, Pinna, vediamo se il San Salvatore riesce in qualche modo a impensierire le ospiti. Tripla presa forse con un po' troppa fretta qui per la numero 10 di casa. Allora Gambarini per Orozovic, in punta c'è De Cortes, fa circolare l'indirizzo di Panzera, si propone in gomito Orozovic che però non riceve, in mezzo alle gambe Gambarini. Ecco il gioco a 2 con De Cortes, palleggio, arresto e tiro elegantissimo per Cecilia Zagni, a segno col più 22, 26-4, 7 minuti e spiccioli ancora da giocare al Palaviana nel corso del primo tempo. Gagliano, l'anticipo di Orozovic, che ci mette anche un'ottima lettura difensiva, sbaglia l'appoggio a canestro, ma c'era il fallo speso da Francesca Mura che con orgoglio era andata fino all'ultimo a contendere questo pallone. Altro cambio per Fabrizio Staico, torna la corte, ovviamente ha bisogno di riposo non solo Arioli come detto in precedenza, ma anche il capitano Anna Lussu che a tratti è stata ottima nel derby contro il Cuscagliari. È uscita Delia Gagliano anche con qualche problema di faglia a questo punto nel secondo quarto. Orozovic ha segnato il primo libero allungando ancora sul 27-4, altra chance a cronometro fermo per lei, a segno anche il secondo libero per Sanja Orozovic, nazionale serba. Un tratto dominante qui a Selargius. Pinna guarda verso la possibile ricezione profonda di Cordola, non c'era però a suo giudizio una linea di passaggio pulita. Cordola allora si prende il tiro da 3 punti lunghissimo. Gambarini prova a controllare il rimbalzo lungo che invece preda di Zagni. Allora si inizia con Orozovic che
ha chiamato lo schema a pugno, palla dentro per Panzera, sportellato e si fa largo nel mismatch contro Pinna, assegna un canestro comodo e il 30-4 più 26, passivo molto severo qui per il San Salvatore. Schema corna, la corte, Cordola attacca De Cortes perché le compagne tardano a offrirle delle soluzioni. Post basso ancora per la numero 3 di casa, cerca il movimento contro De Cortes, punita qui dal fischio arbitrale, fallo e dovrebbe essere il secondo di squadra questo da parte del Geas. Rimessa dal fondo San Salvatore sempre con Michela Laccorte. L'uscita di Mura che però non può ricevere, si fa subito sotto da Cordola, sbaglia il tiro in reverse, Gambarini rischia di perdere la maniglia ma poi recupera in qualche modo, affonda il colpo in penetrazione, le contende la sfera, però Laccorte la costringe ad accontentarsi di una rimessa dal fondo del campo. Allora spazio alle giovanissime in casa San Salvatore, del resto la partita sta offrendo ben pochi spunti. Fuori Denise Pinna, dentro con la canotta numero 14 Viola Loddo, che già in diverse circostanze nel corso della stagione ha avuto modo di mettersi in mostra, classe 2001 anche lei, 8 presenze, questa è la nona, a 5 minuti di impiego medio si è già tolta anche la soddisfazione del primo canestro. In Serie A2 escono Orozovic e Gambarini, dall'altra parte spazio per Pusca e per Arturi che è dunque tornata sul parquet. De Cortes sotto, riceve il pallone con buona posizione, in leggero ritardo Cordola va a spingere, allora altro fallo, secondo di squadra anche per il San Salvatore. Sta per tornare Lisa Ercoli, sta cercando ovviamente il Geas di dar fondo a tutta la propria rotazione anche per mantenere così alta l'intensità. De Cortes con la mano mancina sbaglia il primo tiro a cronometro fermo. Abbiamo detto quasi 3 punti di media in circa 12 minuti di impiego, tiri liberi col 50%, questa è la sua seconda stagione in prima squadra. Si tratta di un prospetto di interesse nazionale, proprio lei a uscire per Ercoli. 5:32 allo scadere nel secondo quarto, Laccorte per Rondinelli a dare avvio questa nuova manovra offensiva da parte del San Salvatore. Selargius, Gagliano, Rondinelli vorrebbe il pallone per il tiro da 3 punti, Gagliano gioca un 1 contro 1 che non trova fortuna, allora Arturi prova a correre, qui Loddo mette tanta pressione, guarda il canestro Panzera, poi preferisce prendere il centro dell'area, alza la parabola ma sbaglia Cordola e Ercoli sul rimbalzo, l'ultimo tocco di una giocatrice del Geas, dunque rimessa San Salvatore. Chiamata a testa nell'attacco Selargino, Laccorte lavora sul blocco di Rondinelli che poi si apre, chiude il palleggio Laccorte, difficile la linea di passaggio verso Rondinelli, anticipo secco di Pusca che poi si lancia nel tentativo di prendere il tiro da sotto, viene fermata irregolarmente da Viola Loddo, dunque ci saranno 2 liberi, anzi rimessa dal fondo per il Geas, non considerata in azione di tiro la guardia classe 1998 Irene Pusca. Zagni per proprio Pusca, Arturi ha tanto spazio, un po' in ritardo qui il close out di Rondinelli, tripla in faccia allora per l'italo-canadese, più 30 Geas, 34-4. Siamo nel corso della seconda metà del secondo quarto di gioco, partita assolutamente senza storia. Loddo per Laccorte, poi Rondinelli, tiro cadendo all'indietro, ma coefficiente di difficoltà davvero altissimo, senza problemi Ercoli, poi Arturi pesca là sotto, Zagni, manca solo un po' di fortuna per trovare altri 2 punti in casa Geas. Schema pollice ora per Laccorte, Cordola si smarca e riceve Gagliano, sul suo lato c'è Loddo, dall'altra parte si fa vedere invece per il tiro da 3 punti Laccorte, un nuovo 1 contro 1 giocato da Gagliano, stavolta vincente. Bel movimento per la giocatrice ex Mercede Alghero, e Cus Cagliari sblocca il tabellino dopo lungo tempo. Panzera per Zagni,
manovra in attacco il Geas, è pronto il blocco di Ercoli per il pick and roll, tiro dalla lunga distanza da 3 punti a segno Irene Pusca, 37-6. Dunque canestro anche per una giovanissima, anche lei con 3 punti di media finora in stagione. Prova a imitarla Laccorte con la prima tripla della partita. Michela Laccorte, specialista nel tiro dall'arco. San Salvatore però è una delle squadre che tira peggio dall'arco dei 6,75 in tutti e 2 i gironi del campionato di Serie A2, 25% per la squadra allenata da Fabrizio Staico. Gagliano, qui il tiro dall'angolo molto lungo. Allora Arturi, subito palla recapitata in post basso per Ercoli, attacca Cordola nell'1 contro 1, semigancio sbagliato qui per Ercoli, che al contrario delle compagne non sta trovando buone percentuali in questa partita, nonostante insomma non ci siano storie dal punto di vista fisico rispetto alle lunghe della squadra di casa. Laccorte prova a battere Arturi, molto convinto questo movimento da parte di Laccorte, aggressiva, e infatti viene premiata dal fischio arbitrale a 2 minuti esatti dalla conclusione del secondo quarto. Spazio in casa San Salvatore anche per Giulia Melis, altra 2001 fuori Cordola. Michela Laccorte in lunetta per 2 tiri liberi, 5 di media in circa 20 minuti di impiego. Segna il primo, allora il San Salvatore riesce ad arrivare finalmente in doppia cifra questa gara, 37-10 che diventa 37-11. Ovviamente situazione di punteggio assolutamente compromessa fin dall'inizio, e si cerca quantomeno di rendere allenante questa partita. Geas invece non accenna ad abbassare l'intensità, qui si prende un'altra tripla buona con Pusca, anche se arriva l'errore. Da un buon tiro nasce una buona chance a rimbalzo, ci riprova Galbiati, errore, Zagni arriva di gran carriera sul pallone vagante e realizza comodamente il canestro del 39-11. Loddo per Melis e poi Laccorte, coinvolta Gagliano, cerca un ribaltamento per Melis, chiamata a prendersi il tiro da 3 punti corto. Rondinelli a rimbalzo tiene vivo, fa carambolare, o quantomeno prova a far carambolare il pallone sulle gambe di Pusca. Galbiati lanciato in contropiede, Loddo qui prova a mettere una mano sul pallone, trova però anche le mani dell'avversario e dunque viene ravvisato il fallo che permetterà a Virginia Galbiati di riportarsi in lunetta a 1 minuto e 5 secondi dalla conclusione del secondo quarto. Cresciuta dal punto di vista cestistico a Biassono tra Serie B e A2 nel 2013, Virginia Galbiati ha conquistato la 1 con Ragusa, ripetendosi poi nel 2016 con Broni, 2 presenze in nazionale, soddisfazioni anche extracampo per lei nel corso di questa stagione. Si è infatti laureata in fisioterapia. Il pallone dentro per Rondinelli, buono il movimento contro Ercoli. Altri 2 per il San Salvatore, siamo sul 41-13. Arturi Zagni consegnato per Pusca, il movimento di Ercoli che sale per bloccare, Pusca invece va dentro in penetrazione un po' sfortunata ma si fa valere al rimbalzo. Allora Galbiati da 3 a segno, pioggia di triple ancora sul San Salvatore, 44-13. Pollice basso, chiamata d'attacco del San Salvatore dall'altra parte, Laccorte, finta di passaggio, poi tripla ben presa anche per lei. Galbiati consueta ormai, fuga in contropiede solitario. Altri 2, 46-13. Vediamo se il San Salvatore riesce a prendere l'ultimo tiro del primo tempo. Melis non riesce a tirare in tempo utile, allora finisce qui. Non possiamo che ripetere quanto sottolineato
già in precedenza, gara senza storia al Palaviena. San Salvatore che sta pensando la prossima trasferta di Udine, cruciale in chiave salvezza. Il Geas ormai a soli 20 minuti di distanza dal ritorno in Serie A1. Noi ci prendiamo una pausa qui dal Palaviena, ma poi torneremo dopo qualche spot pubblicitario, pronti per raccontarvi il secondo tempo di questa sfida. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimomannu, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, DAB, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto il sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2018, lo spazio per tutti. Il nostro club estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi di Via Talete a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio navetta e addetti alla sicurezza. Ermano Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff vi aspettano, ma affrettati, i posti sono limitati fino ad esaurimento. Si torna a giocare a Selargius tra San Salvatore e Geas Sesto San Giovanni, 46-13 il punteggio per la formazione ospite dopo i primi 20 minuti di gioco. Si riparte con Arturi, Ercoli, Schieppati, Galbiati e Orozovic per la squadra ospite. Il San Salvatore si schiera invece con Rondinelli, Cordola, Gagliano,
Mura e Pinna. Qui cerca la penetrazione Pinna, poi scarica per Gagliano da 3 punti corto, Ercoli non ci arriva, ma c'è Galbiati per il Geas e poi Arturi ancora da Galbiati. La palla che circola ora sul perimetro, l'uscita dei blocchi di Arturi, attacca dal palleggio, scarica Galbiati, piedi a posto da 3, sbaglia Ercoli a lottare a rimbalzo contro Rondinelli. L'ultimo tocco è della giocatrice del San Salvatore, dunque altro possesso offensivo per il Geas, 14 secondi per trovare un tiro. Ercoli per Schieppati, cerca di anticipare Mura, poi Arturi, Galbiati molto bene a riaprire per Orozovic da 3, errore, ma altro extra possesso con Schieppati che lavora bene a rimbalzo. Arturi per la stessa ala in canotta numero 4, Orozovic si apre, riceve circolazione perimetrale, poi tripla, ancora un errore per Galbiati. Il Geas ha tirato molto bene nel corso dei primi 20 minuti, qui sta insistendo nel creare i tiri di ottima qualità che però non stanno entrando, almeno così hanno detto questi primi possessi del terzo quarto. Gagliano cerca uno scarico in angolo corretto nelle intenzioni verso Mura, pallone però praticamente in tribuna, allora il Geas può riportarsi nella metà campo d'attacco. Questo secondo tempo sarà una lunga marcia di avvicinamento verso la promozione in Serie A1 della squadra di coach Cinzia Zanotti, che peraltro coglierà questo risultato in Sardegna, terra che non è assolutamente indifferente. Proprio qui è iniziato giovanissima a giocare a basket nello Sforzo, una squadra ormai non esiste più a Cagliari, che però ha dato i natali cestistici a tante giocatrici che si sono fatte valere nel corso degli anni. Arturi per Galbiati, arriva Ercoli, non guarda neanche il canestro, va a riaprire per Orozovic, prova a giocare poi il pick and roll laterale, si riparte da Arturi, sale Ercoli per il blocco, palla dentro per la 21, rossonera sbaglia l'appoggio, 1 su 8, queste le sue cifre al tiro in questa partita non semplice per Elisa Ercoli, che sta dominando dal punto di vista della fisicità ma fatica a capitalizzare. Orozovic qui strappa il pallone, Arturi, poi Schieppati, ancora la play in canotta numero 5, Galbiati dentro per Schieppati, 5 secondi per il tiro del Geas. Orozovic trova un grande scarico, Ercoli con l'8º errore della sua partita. Allora Gagliano per Mura che vuole attaccare il ferro, ora va a segno, trovando il 15° punto della partita del San Salvatore. Una delle poche ragioni di interesse, lo abbiamo già sottolineato in più di una circostanza, in casa San Salvatore è il rendimento delle giovanissime. Qui Mura trova altri 2 punti, poi airball col tiro da gomito per Virginia. Galbiati, time out in campo a chiamarlo è stato coach Cinzia Zanotti, noi ne approfittiamo per prenderci un'altra piccolissima pausa. La camera guidata dal nostro Mattia Azzeni ci offre il termine del time out in casa Geas. Mentre il gioco è ripreso, Mura per Rondinelli. Gagliano per Cordola, apre per Pinna, tiro dalla lunga distanza ben preso ma sbagliato. Extra possesso San Salvatore, ora con Gagliano, attaccata da Arturi, pescata sotto Mura, che però non completa la ricezione. Si rimane così sul 49-15. 6 minuti e spiccioli dalla conclusione del terzo quarto.
Schieppati per Arturi in angolo, Galbiati vuole prendere la linea di fondo, cercava poi di scaricare per Ercoli, linea di passaggio sporcata dal San Salvatore. Cordola per Pinna, poi Gagliano fa vedere Rondinelli, cerca di prendere il centro dell'area, Gagliano sbaglia, poi recupera il pallone con caparbietà, riesce a trovare altri 2 punti. Delia Gagliano alla forte passe 1997 del San Salvatore. Schieppati col tiro dalla media lungo, Ercoli non riesce a tirar giù il rimbalzo dopo averlo toccato, allora Gagliano, stavolta è lei ad avviare l'azione d'attacco del San Salvatore. Cordola per Rondinelli sotto canestro, semigancio a segno, ancora 2 punti per il San Salvatore che cerca di trovare un pizzico di continuità, mentre è pronto addirittura un triplo cambio in casa Geas. Si muove rapidamente il pallone nell'attacco rossonero e Galbiati va a segno con un altro tiro da 3 punti, 52-19. Questa è la situazione, il punteggio sul tabellone luminoso del Palavienna. Cordola pescata sotto canestro, non trova lo spazio per il tiro, scarica per Rondinelli, stoppata da Ercoli, il tiro in reverse poi è sbagliato. Già dall'altra parte il Geas, Orozovic, ancora Galbiati dalla stessa posizione di prima, stavolta sbaglia. Schieppati però tiene vivo e offre l'extra possesso al Geas. Arturi, Orozovic, Schieppati si propone dopo il taglio, fa saltare Cordola, Galbiati dall'angolo corto, Cordola prova ad accelerare ora il San Salvatore. Pinna fuori per Gagliano da 3 punti, a segno Delia Gagliano, quinto punto nel suo terzo quarto. Sono in totale 11 nella sua partita, unica giocatrice in doppia cifra in casa San Salvatore. Un'occhiata anche dall'altra parte, 16 per Galbiati e 11 per Orozovic. La stessa Galbiati qui offre uno scarico per Ercoli, arrivano in 3 addirittura a contenderle il pallone, allora Galbiati alza la parabola, sbaglia Cordola a strappare via coi gomiti larghi questo rimbalzo. C'è il fallo sull'ala forte del San Salvatore, il cambio del Geas diventa addirittura quadruplo, dunque quasi tutto il quintetto cambiato da Cinzia Zanotti. Ci sono Panzeri, Gambarini, De Cortes, Zagni e Arturi per la squadra ospite. Il San Salvatore invece ancora con Pinna, Mura, Gagliano, Rondinelli e Cordola. Mura in punta, Pinna fa servire sotto Rondinelli, intercetta De Cortes, Gambarini va in angolo per Arturi, poi De Cortes col tiro dalla media sbagliato, Cordola a rimbalzo controlla. 3 minuti poco più per chiudere il terzo quarto. Mura non trova una linea di penetrazione, riapre anche un po' pericolosamente all'indirizzo di Gagliano, sceglie di mettere palla per terra dalla forte del San Salvatore, finisce però col perdere il controllo. Allora Gambarini corre, De Cortes tiene il contatto però falloso in maniera assolutamente evidente da parte di Cordola, pronta a tornare la corte per il San Salvatore. Ci saranno ovviamente liberi per De Cortes, terzo fallo della partita di Cordola, fuori Gagliano, 2:42 per l'ultimo mini intervallo. Sbaglia, chiedo scusa, segna il primo libero De Cortes pur con qualche patema. Sbaglia invece il secondo con rimbalzo per Melissa Rondinelli. Ora Pinna, abbiamo ricordato in precedenza quello che è il ruolino di marcia assolutamente invidiabile del Geas, 25 vittorie, 3 sconfitte, questo è il record. L'ultima sconfitta 6 partite fa praticamente contro Crema, allora 5 vittorie consecutive. Geas che poi nell'ultima giornata di regular season andrà ad affrontare
proprio Costa Masnaga, ovvero la squadra è stata diretta inseguitrice a lunghissimo in questo torneo, ma sarà verosimilmente una partita priva di contenuti. Sabato prossimo, il 28 aprile, il San Salvatore invece, come detto, dovrà affrontare Udine e sarà fondamentale vincere per blindare la permanenza nella categoria. Ricordiamo anche quanto successe nella gara d'andata a Sesto San Giovanni lo scorso 6 gennaio, altra vittoria senza esitazioni per il Geas, 87-49 il punteggio finale, con 17 punti di Virginia Galbiati, 13 invece per Arturi. Dall'altra parte non bastarono i 12 di Rondinelli e i 10 di Ilenia Cordola. Fu quello sostanzialmente l'inizio del 2018 nero del San Salvatore, che nell'anno solare, come già ricordato, ha vinto una sola partita a Pordenone, quindi invece è sempre sconfitto tra le mura amiche. Spazio ancora un'altra giovane per il San Salvatore, si tratta di Chiara Poling con la canotta numero 5, Zagni dalla media, segno 55-24. Siamo entrati nell'ultimo minuto del terzo quarto. La Corte qui esagera un po' con la pressione Panzera, infatti arriva il fallo segnalato dal signor Stefano Barilani di Roma, fallo che permette al San Salvatore di restare in zona d'attacco. Prova a smarcarsi qui Pinna, sporcato il pallone che verrà offerto ancora al San Salvatore per la rimessa, stavolta da fondo campo. E sempre con la Corte, qui l'anticipo di De Cortes e poi Gambarini prova ad attaccare questo sovrannumero il Geas. Panzera per il tiro di Gambarini cortissimo, però allora Cordola per Pinna, vede il taglio di Poling che per un istante era sostanzialmente smarcata sotto canestro. Allora Rondinelli, Cordola a bloccare per Pinna, cerca di sfondare ma non trova lo spazio. Cordola si fa largo, prende il tiro dalla media, ancora un errore. Pinna, insiste il San Salvatore che ha 10 secondi per trovare un tiro. Gambarini a un passo dal recupero di palla, può riorganizzare le idee qui il San Salvatore, che rimette in gioco con Chiara Poling. 7 secondi 2 decimi all'ultimo mini intervallo. Rondinelli prende questa tripla affrettata, c'erano 3 secondi e mezzo ancora per provare ad avvicinarsi a canestro. Dall'altra parte la preghiera di Gambarini non viene accolta. Ultimo mini intervallo, Geas ancora in assoluto controllo sul punteggio di 55-24. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimo Manno, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, DAB, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Ultimo quarto al Palavienna, 55-24 in favore del Geas, che ormai attende solamente la sirena finale di questa partita per scatenare la festa per il ritorno dopo 2 stagioni in Serie A1. Una lunghissima cavalcata fatta quasi esclusivamente di vittorie, come abbiamo raccontato. Ora il traguardo finale è davvero lì a un passo, basterà evitare disastri in questo ultimo periodo di gioco, circostanza che è più che improbabile per come si sono messe le cose qui al Palaviena. Da una parte una squadra che è scesa in campo con un piglio assolutamente aggressivo, dall'altra invece San Salvatore che sta pensando alla prossima partita di Udine e che a prescindere
avrebbe comunque faticato a mettere in discussione la forza della prima squadra del girone nord del campionato di Serie A2. Il San Salvatore difende a zona in questa fase iniziale dell'ultimo quarto. Allora il Geas chiamato a trovare soluzioni, c'è un fischio qui lontano dalla palla, il primo fallo della partita di Poling, giocatrice uscita dal vivaio della scuola basket Carbonia, poi approdata al San Salvatore, che sta cercando in questa stagione di lanciarla in prima squadra. Ha avuto alcuni scorci di partita per provare a mettersi in mostra. De Cortes, Panzera in posto, circola molto bene il pallone ancora nell'attacco del Geas. De Cortes col semigancio mancino non riesce però a realizzare, schema a testa per l'Accorte. Prova a tagliare verso canestro ma non riceve Poling. Allora Mura per l'Accorte, il blocco di Rondinelli. L'Accorte vuole fare tutto da sola, riesce in una situazione assolutamente intricata a portare a casa almeno un fallo che le permetterà di andare in lunetta con 2 tiri liberi a 8:35 dalla conclusione. Dentro, primo tiro di Michela L'Accorte, 2-2. Il Geas che prova a rispondere con Gambarini, Zagni, Panzera, poi Arturi. Ancora molto rapida la circolazione, tiro di buonissima qualità per Panzera. Prima dell'uscita dell'avversario aveva già alzato il braccio per il canestro del 52-26. Così indica il tabellone del Palavienna. Ora Poling alza la parabola e va a segno. Questo è il primo canestro in Serie A2 per Chiara Poling, applaudita anche dal dirigente storico del San Salvatore Senardus, Gabriele Cinus. Mentre si prepara un cambio dall'altra parte, staffetta tra Lunga e fuori De Cortes, torna Ercoli. 7:49 alla conclusione. Una partita senza storia. Intanto viene aggiornato giustamente il tabellone, prima c'era qualcosa che non andava, infatti eravamo un po' perplessi. Punteggio di 58-28 per il Geas, dunque forte di questo rotondo più 30. Sta comunque continuando a giocare con buon ritmo contro la zona proposta da coach Fabrizio Staico. Creata un'altra tripla qui per Panzera, stavolta corta, ma ripetiamo un altro tiro ben preso. Rondinelli qui rischia tantissimo e Panzera si tuffa per terra, risultato già deciso per conquistare il pallone. Questo la dice lunga sulla voglia del Geas di strappare quest'ultima vittoria. Rimessa dal fondo per le Selargine con Mura. Cordola poi si apre per la ricezione. Poling si va dall'Accorte, prova ad attaccare Panzera dal palleggio, cercava di servire poi il taglio di Mura. Pallone facilmente recuperato dal Geas che attacca ora con Panzera, stavolta non tira. Arturi reclama il pallone. Orozovic tornata sul parquet, spara senza esitazioni, sbaglia. Ercoli fa il vuoto a rimbalzo, poi l'Accorte si aggrappa sostanzialmente sulle sue braccia per andare a disturbarle. Allora arriva il fallo. Sempre con Panzera a eseguire la rimessa. Noi ne approfittiamo anche per ricordarvi quello che è il palinsesto del weekend di Directa Sport, un'altra diretta in contemporanea sui nostri schermi per il calcio a 5 di Serie A2 maschile, sfida playoff. Sono le semifinali tra Città di Sestu e Carré Chiuppano in serata alle 19. Le nostre telecamere testimonieranno invece il playout fratricida sempre per il campionato di Serie A2 tra Leonardo Cagliari e Fuzzalossi. Vi proporremo gli highlights di questa sfida a partire da domani sulla nostra pagina Facebook Directa Sport Live TV. Poi
una giornata di domani, calcio femminile di Serie B, con la Torres impegnata in casa contro il Padova, calcio di promozione, San Marco a Semini 80 contro l'Idolo di Arzana. Per concludere la nostra domenica un altro appuntamento molto interessante, perché a Decimomannu la Sciardana Box organizza la fase regionale del trofeo nazionale senior. Sostanzialmente si stabilisce quali pugili andranno a rappresentare la Sardegna appunto i campionati nazionali di pugilato, appuntamento in diretta ancora sulla nostra pagina a partire dalle 20 da Decimomannu. Sbaglia intanto in penetrazione L'accorte, poi Rondinelli, fermata ancora con grande dimostrazione di fisicità da parte del Geas. Arturi, Ercoli in post basso non riceve, c'è Zagni, Orozovic, Ercoli, Arturi fa saltare facilmente Gagliano, tiro dalla media distanza con errore. Noi ovviamente vi raccomandiamo anche di restare con noi dopo la sirena finale, perché saremo in campo per raccogliere le voci nella festa del Geas dopo questa cavalcata trionfale. Zagni scambia con Orozovic, la serba ribalta, poi creato questo tiro dalla media realizzato da Zagni per il 60-28. Ha evitato il San Salvatore quantomeno un record negativo in termini di punti realizzati in questa stagione, che appartiene al Cus Cagliari, solamente 20 punti segnati in quel di Alpo circa 2 mesi fa. Il Rondinelli sotto, Gagliano appoggiando al vetro segna il nuovo meno 30, 60-30. Siamo nella seconda metà dell'ultimo quarto. Arturi si propone Ercoli, segna e indica verso la panchina, in particolare verso coach Zanotti. Canestro con dedica allora per Ercoli. Una lunga serie di errori in questa partita, ha faticato a trovare precisione. Torneranno intanto Loddo e Melis per il San Salvatore. Dall'altra parte invece si preparano Schieppati, Pusca e Galbiati. Arturi recupera il rimbalzo, prova a lanciare in contropiede Panzera, cerca di riaprire dove però non c'è ancora posizionata Orozovic. Allora con la mano sinistra Mura sbaglia l'accorte, tiene vivo a rimbalzi, si fa largo a sportellate, riceve il fallo di Arturi, fallo deciso. Arturi che poi da capitano vero va a rimbrottare Panzera per l'errore precedente. Il cambio del San Salvatore nel frattempo è diventato triplo, fuori Mura, Rondinelli e Poling. Questo è il lungo applauso del Palavienna per le proprie giovani, ma immaginiamo anche per rendere il giusto omaggio alla squadra che sta vincendo con merito il campionato di Serie A2. L'accorte realizza dalla lunetta, 32-62, 3 minuti 20 secondi al termine. C'è spazio anche in casa Geas per Martina Grassia, altro giovane talento del vivaio, fuori Schieppati. Galbiati attende il movimento a smarcarsi di Pusca, poi Arturi sulla pressione la rientrante Loddo, proprio Grassia mette palla per terra, Pusca a cercare Ercoli ma c'era davanti Rondinelli. Galbiati step back da 3 a segno, che canestro ancora per Virginia Galbiati, canestro che vale il 65-32. Tra qualche istante andremo ad aggiornare anche il tabellino, le statistiche di questa partita, mentre Gagliano senza gran ritmo si prende un altro tiro da 3 punti ma lo sbaglia.
prosegue la girandola dei cambi con Lo Russo sul parquet per il San Salvatore e Panzera che torna invece per il Geas. Fuori Arturi. Coach Zanotti le concede questa passerella. Dicevamo, le statistiche sono 13 in casa San Salvatore per Gagliano finora, miglior realizzatrice, 11 su 54 complessivo al tiro per le giallonere, 20% che la dice tutta. Dall'altra parte invece 11 sempre per Orozovic, 16 per Virginia Galbiati, 22 su 62, in questo caso al tiro 35%. Mentre Panzera prova a correre, Ercoli servita sotto, subisce il fallo di Melis se non abbiamo visto male. Dunque 4 quinti del quintetto fatto di giovanissime costruite in casa per il San Salvatore. Ercoli invitata in lunetta, giocatrice che ha vinto anche 2 scudetti con Schio, classe 95, 10 e 7 punti di media con 8 rimbalzi. Anche con lo stesso Geas ha avuto modo in passato di giocare in Serie A1. Coach Zanotti intanto, osserviamo la situazione in panchina, va a dare il 5 ad abbracciare le sue giocatrici. È già iniziata la festa nella panchina del Geas a 1 minuto e mezzo dal termine, sul punteggio di 67-32. Panzera prova a seminare Loddo, ultimi scampoli di partita, con il Geas che continua a giocare con massima concentrazione, a chiamare gli schemi e a eseguirli fino alla fine. Pallone riaperto per Pusca, Loddo va a franarle un po' addosso, infatti arriva il fallo. Ora è il momento anche dei ringraziamenti all'interno dello staff tecnico. Il Geas che lo scorso anno ha vinto la regular season, ma poi ha visto sfumare il ritorno in Serie A1 nello spareggio promozione contro Bologna, peraltro di soli 4 punti, una sconfitta amara. Il Geas ha comunque cancellato con quest'altra splendida annata. Qui è scaduto il cronometro dei 24, Pusca aveva peraltro anche realizzato 53 secondi al termine. Loddo ormai solo per la soddisfazione personale, il blocco di Lo Russo, mano sinistra per Loddo, non trova spazio per la penetrazione, cerca collaborazione in qualche compagna, trova Gagliano, 8 secondi per un tiro giallo-nero. Loddo non tira, vediamo se ci prova Gagliano, che segna e pesca il jolly. Delia Gagliano non le fa certamente difetto il talento. Allora Panzera, c'è una discrepanza di circa 4 secondi tra il cronometro della partita e quello dei 24. Sono già scattati gli applausi, ci sono anche diversi supporters del Geas presenti. Galbiati lascia lì il pallone e allora possiamo dirlo, è ufficiale, dopo 2 anni il Geas Sesto San Giovanni torna in Serie A1. È il momento della festa per la squadra che ha dominato il campionato, sconfiggendo alla distanza le resistenze di una indomita Costa Masnaga. Arrivano anche le bollicine per celebrare al meglio la festa del Geas, che vince qui al Palavienna, lo fa dominando in maniera assoluta con il punteggio finale di 67-35. La camera guidata dal nostro Mattia Azzeni ci offre gli abbracci in campo e noi tra qualche istante saremo proprio lì, pronti a raccogliere le interviste, dunque restate su Directa Sport. Il momento della festa meritata, perché è stata una bellissima cavalcata.
Sì, sono contenta, devo essere sincera, siamo stati i primi dalla prima di campionato, sarebbe stato una beffa non arrivare qua ancora primi. Sicuramente voglio dire, il fatto che Costa abbia perso con Crema ci ha dato una mano, però abbiamo dimostrato durante tutto l'anno di riuscire a reggere nonostante gli infortuni, quindi molto brave le ragazze. Le ragazze che stanno festeggiando, come vedete nelle immagini, la sconfitta dell'anno scorso gridava vendetta, sì. Quella finale persa con Bologna è stata una motivazione forse la più forte di tutte. Sì, forse la più forte di tutti, devo dire che quest'anno abbiamo mantenuto il gruppo, abbiamo avuto un attimo di crisi all'inizio del campionato. Io voglio sempre ringraziare la mia società per queste opportunità che ci ha dato e col presidente Penati, e voglio anche ringraziare che, come voi sapete, un po' i nostri angeli custodi, che sono stato questo benefattore che ci ha dato la possibilità di fare un anno molto sereno, di lavorare con serenità e tranquillità e di poter fare l'annata con il massimo della tranquillità. Quindi adesso arriva. Si scivola e speriamo di aver evitato infortuni, anche perché la situazione è un po' particolare proprio per Barberis, che arrivava qui con le stampelle. Coach, ti volevo chiedere, ha un sapore particolare festeggiare questa promozione in Sardegna, dove tutto è iniziato per te? Bravo, allora io ho iniziato a giocare in Sardegna, ma non solo, da allenatrice il mio primo scudetto a livello giovanile l'ho vinto in Sardegna. A livello under 15 abbiamo fatto delle finali in Sardegna, ho vinto il mio primo scudetto, e quindi stamattina mi sono svegliata pensando a tutte queste cose e ho detto è proprio destino, io amo Cagliari e quindi sono felice. Adesso si programma la 1, una società con questo blasone non poteva mancare del resto dal massimo palcoscenico nazionale. Certo, noi adesso abbiamo tempo un po' per lavorare, per mettere a posto le cose, speriamo di riuscire a far bene e soprattutto speriamo di non fare una toccata e fuga come è stato 2 anni fa, ma di fare una squadra che possa rimanere a questo livello magari per più anni. Grazie mille coach Zanotti, noi continuiamo a raccogliere le interviste, dopo però a questo punto le foto di rito con tutte le ragazze che celebrano questo traguardo meritato. Allora io andrei dal capitano Giulia Arturi, la vado a inseguire. Giulia, siamo in diretta, 2 battute, ci avviciniamo verso la telecamera. Le parole del capitano al termine di questa cavalcata bellissima che vi ha premiato con merito. 2 anni ci abbiamo messo, però ci abbiamo creduto. Ci abbiamo creduto perché... Speriamo che sia tutto ok anche col microfono. Ora questo gavettone ti toccava, dicevamo. No, cos'è che mi hai chiesto? Da capitano questa promozione ha un sapore particolare, tu sei una bandiera di questa squadra, lo sappiamo. È l'ennesima, però questa qua ci abbiamo vinta l'anno scorso, quest'anno tra 1000 casini, problemi, ci abbiamo veramente creduto e l'abbiamo veramente cercata. C'è proprio la liberazione. Dicevamo col coach, lo stimolo ulteriore è stata la sconfitta dell'anno scorso contro Bologna che gridava vendetta. Quella è stata una mazzata, cioè già solo rialzarsi da quella sconfitta è stata dura e rifare un anno così è stato veramente tanto cuore secondo me, perché non era così facile. Adesso si torna in A1 non per fare una toccata e fuga come era stato 2 anni fa. No, spero proprio di no, perché mi sono stufata di retrocedere e di dover risalire, basta. C'è un ringraziamento particolare che da capitano vuoi rivolgere all'ambiente, alla società, alla squadra? Ci sono talmente tante persone che ci hanno aiutato, ci sono persino venuti tutti a Cagliari e soprattutto chi non ha mai mollato quando eravamo in difficoltà e basta. Grazie mille Giulia, ti chiederei di darci una mano per raccogliere qualche altra intervista, magari Virginia Galbiati, prima che raggiungano gli spogliatoi, così insomma riusciamo a offrirvi quante più voci possibili. C'era in zona anche il presidente che speriamo di individuare, presidente Penati. Eccola qui, Virginia Galbiati,
raccontaci la tua emozione per questa promozione, per questo risultato ottenuto e meritato direi durante l'arco di tutta la stagione. Grazie, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, sono contentissima, è la mia terza promozione ma questa vale assolutamente più di tutte le altre, siamo un gruppo speciale, abbiamo superato ogni tipo di difficoltà e per comunque raggiungere questo obiettivo, ci abbiamo provato l'anno scorso, ci è sfuggito per un pelo, quest'anno finalmente ce l'abbiamo fatta e credo che ce lo meritiamo, quindi sono contentissima. Hai detto questa è speciale, cosa di diverso rispetto a quelle di Ragusa e Broni? Sto giocando con compagni di squadra amiche e quindi giocare con delle amiche è ancora più speciale, poter vincere con loro ancora con un pezzettino in più. Tu sei una giocatrice con tanto talento offensivo, tanti punti nelle mani, però sempre al servizio della squadra, lo abbiamo notato anche oggi. Grazie, diciamo che Cinzia, la mia allenatrice, da subito mi ha detto io so le tue potenzialità offensive, voglio maggiore applicazione in difesa e io di Cinzia mi sono sempre fidata ciecamente, quindi ho cercato di pagarla nel migliore dei modi, provando a dare qualcosa in più anche dall'altra parte del campo. Tornano le compagne senza bottigliette d'acqua per fortuna. Ti chiedo a questo punto l'anno prossimo ti vorrai godere la 1 assieme al Geas? Sì, assolutamente sì, se loro vorranno insomma. Ed eccola qui, Sì, ti toccava. Sì, vorrei, ce la siamo sudata tanto, ce la meritiamo, vogliamo giocarla tutte insieme e far vedere il nostro valore anche nel massimo campionato. Grazie mille, allora Virginia, io mi guardo le spalle anche sperando non ci siano altre bottigliette d'acqua in zona. Direi di prenderci una piccolissima pausa perché a questo punto manca solamente la voce del presidente Penati, andremo a cercarlo qua nei paraggi. Le ultime parole in questa festa non possono che essere quelle del presidente del Geas, presidente, stagione lunga e in alcuni tratti anche complicata, però questo è giusto epilogo. È partita con una grande difficoltà, poi abbiamo avuto una serie di infortuni non indifferenti, le ragazze però sono state straordinarie, generose all'inizio quando si sono comunque dimostrate attaccate ai colori sociali, ai colori del Geas non hanno voluto abbandonare in un momento di grande difficoltà la società. Poi grandi sul campo quando di fronte anche agli infortuni, alla sfortuna hanno retto, siamo stati in testa del campionato dalla prima all'ultima giornata, è chiaro che è una grande soddisfazione, è un sogno che si avvera, una grande avventura, una lunga galoppata vittoriosa. Giocatrici forti, del resto la classifica lo testimonia, ma dai valori umani importanti proprio per reggere a quel momento di difficoltà iniziale. Grande valore umano, grande anche come dire, affiatamento, grande collaborazione e cooperazione tra di loro, quindi è una squadra fantastica, è un gruppo straordinario che, come appunto diceva lei, ha un po' stupito tutti nel momento in cui hanno comunque voluto restare nella società nonostante le grandi difficoltà. Poi il campo e i risultati li hanno ripagati, hanno ripagato la società di grandi soddisfazioni. Il campionato di Serie 1 aveva bisogno di una squadra storica e blasonata come il Geas che ora torna. Quali sono i programmi futuri? Avete già pensato a qualcosa? No, noi non abbiamo pensato ancora a nulla perché tra l'altro questa vittoria del campionato è arrivata con una giornata di anticipo, quindi dovremo sforzarci, chiederemo a chi ci ha sostenuto in questa stagione, a partire da noi abbiamo avuto questa grande fortuna di trovare sulla nostra strada un benefattore che ha voluto restare anonimo e continua a restare anonimo, poi abbiamo trovato tanti amici, tanti sponsor che ci hanno aiutato, vedremo di continuare, mi auguro che si possa continuare a fare squadra ed aumentare questa squadra. Le difficoltà della società non sono finite, loro sicuramente sono guadagnate la 1, noi dobbiamo ancora sistemare le cose per potercela fare come società. Grazie mille Presidente.
nell'essersi concesso ai nostri microfoni. Allora vi abbiamo raccontato la vittoria e la meritata festa del Geas Sesto San Giovanni, una delle squadre più nobili del panorama del basket nazionale, che torna con merito in Serie 1, lo fa battendo in maniera assolutamente autoritaria il San Salvatore Selargius nella 29esima e penultima giornata del campionato di Serie 2 femminile. A me non resta altro che ringraziare Mattia Azzeni per le immagini, per la parte tecnica. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata sempre sugli schermi di directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.